lui è Albino Puddu degli Scantores, quindi il momento è storico e solenne, sembra moltissimo che non lo si sentiva suonare in pubblico. E poi non c'è solo lui, ora gironzola un pochino perché c'è l'aforisma del maestro, c'è l'aforisma del maestro E non c'è- può mancare. con la musica di Albino Puddu, è incredibile quello che sta C'è succedendo. anche il gigante. E anche la traduzione in inglese dell'aforisma di... La traduzione in inglese. Allora, io lo leggo, tu lo leggi in inglese, cerca di tenere il ritmo del maestro Albino Puddu. Per essere artisti non bisogna essere intelligenti. You don't need to be intelligent to be an artist. Essere artisti vuol dire movimentare la pazzia. To be an artist it means you need to move, shift the craziness, the madness. Questa è la creatività artistica. This is artistic creativity. Incredibile, incredibile, This is artistic creativity. incredibile, incredibile. Vado a chiedere una cosa, perché c'è anche Pierluigi Montalbano, mi sposto un attimo. Wow. Allora, Pierluigi, io ti volevo chiedere una cosa. Si può fare arte contemporanea a partire dai codici di comunicazione simbolici e semiotici nuragici? Naturalmente sì, i nuragici erano i primi a sviluppare forme d'arte che ancora oggi noi non capiamo. Quindi loro facevano arte contemporanea con i loro codici, sapevano leggerli, noi stiamo cercando di interpretarli e quindi è cosa buona e giusta applicare l'arte contemporanea all'epoca nuragica. State facendo un ottimo lavoro. Grazie, grazie di cuore anche da parte del sindaco. Grande Puddu degli Scantores, grande momento all'Accademia Nuragica. Fantastico! Maestro, ci hai fatto un regalone!